Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova puntata di Ore 13. Oggi nel nostro appuntamento insieme a ULSS 2 parliamo del momento forse più emozionante per una mamma, per una famiglia, cioè la nascita di un figlio. Un momento che però a volte può portare con sé anche qualche timore. Parleremo dunque dei cosiddetti percorsi di nascita dolce che vengono attuati all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove tra l'altro è anche possibile partorire e fare il travaglio in acqua, e quindi oggi poi parleremo un po' di questo, parleremo del fatto che se sia vero oppure no che si fanno o non si fanno bambini, insomma avremo modo di discuterne insieme ai miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Enrico Busatto, direttore di ostetricia e ginecologia all'ospedale Cafoncello. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Do il benvenuto anche alla dottoressa Monica Zannolle, responsabile della sala parto al Cafoncello, ben trovata, buongiorno. E alla dottoressa Antonietta Giordano, ostetrica. Buongiorno. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta e dunque aspettiamo le vostre telefonate, chiamateci 0422 1626 798. Allora io parto da lei, dottor Busatto, perché insomma devo dire che durante tutti i nostri appuntamenti insieme del martedì, insieme all'ULSS 2 Marca Trevigiana, abbiamo trattato gli argomenti più svariati, abbiamo informato su tante patologie, su tanti disturbi più o meno gravi, e quindi oggi un po' ci rilassiamo, parliamo di qualcosa di bello, parliamo forse dell'aspetto più bello dell'ospedale, cioè dove nascono i bambini. Quindi ci racconta un po' com'è strutturato il reparto maternità, perché tutti noi poi lo chiamiamo così e lo conosciamo così. Sì, io credo che anche il nome comunque va bene tenerlo, perché al di là di ostetricia, ecco, la maternità è un qualcosa forse anche di più nella gente comune, ecco, viene chiamato ancora e ti chiedono le indicazioni per il reparto della maternità. Nel reparto, ecco, il reparto è strutturato con la presenza di ostetriche sia in sala parto sia anche nel reparto, ecco, non ci sono infermiere perché la gestione viene fatta da tutte le ostetriche che ruotano poi sia fuori che all'interno della sala parto. Poi ci sono le addette, l'assistenza, ecco, che aiutano sia nel reparto che all'interno della sala parto. L'altra figura, ecco, a parte noi, ecco, è la presenza dei medici. In questi ultimi anni c'è stata anche, voluto che ci fosse un po' una differenziazione anche nell'ambito medico della specifica, ecco, delle persone, ecco, che si occupassero più della parte ostetrica rispetto a un altro gruppo che si occupa più della parte di ginecologia. Questo al fine di dare un servizio migliore, ma soprattutto anche una qualità molto più elevata, ecco, rispetto magari a un tempo dove uno doveva fare sia l'ostetrico che il ginecologo. Poi le figure, ecco, altre figure presenti sono le puericoltrici o le infermiere del nido, che però queste lavorano nel mio reparto ma dipendono, ecco, dalla patologia neonatale, anche se lavorano all'interno del reparto, che accudiscono, ecco, i bambini e fanno i test, ecco, metabolici e tutti quegli esami che sono necessari nei primi giorni per i bambini. Certo. È nato qualche bambino questa mattina? Beh, intanto che stiamo parlando, 2 sono nati e adesso probabilmente ne abbiamo altri 2 che dovrebbero nascere nel primo pomeriggio. Lo scopriremo alla fine della puntata, insomma, se qualche nuova nascita è venuta al mondo. Bene. Dottoressa Zannolle, è un reparto dove, insomma, si respira un'emozione continua. Sì, il nostro lavoro è un lavoro emozionante sicuramente, perché è un'esperienza umana fondamentale non solo per la mamma che sta nascendo in quel momento, ma anche ovviamente per il bambino, perché il modo in cui nascerà questo bambino sarà un'ipoteca sul resto della sua vita, ma anche per la nascita di una famiglia, perché quando nasce un bimbo nasce anche una famiglia, e il fatto che noi possiamo accompagnare questa famiglia in questa esperienza è non solo un'emozione ma anche un onore e un orgoglio per tutti noi. Dottoressa Giordano, com'è un po' accompagnare le mamme, le famiglie, insomma le coppie in questo percorso che abbiamo detto è emozionante, a volte può portare con sé anche qualche timore, giustamente? Sì, ormai è da anni che gli ostetriche in piena autonomia si
occupano di gravidanza nella nostra unità operativa di gravidanza a termine a basso rischio e di travaglio e parto di donne con gravidanza fisiologica. Abbiamo proprio costruito un percorso che queste donne fanno, accompagnate appunto dall'ostetrica, e abbiamo una stanza travaglio parto fatta ultimamente dedicata a questo tipo di travaglio. L'assistenza è un'assistenza che si chiama one-to-one, cioè l'ostetrica, il rapporto uno a uno tra ostetrica e coppia. L'ostetrica è sempre presente durante tutto il travaglio, fino alla fine, fino al parto e anche dopo il parto. E quindi questo ci permette naturalmente di creare un rapporto di fiducia tra la coppia e l'ostetrica, un'empatia maggiore. E i nostri dati dicono che è sovrapponibile poi a quello che c'è in letteratura, ai dati scientifici della letteratura, che con questo tipo di assistenza diminuisce l'uso di farmaci in travaglio, diminuisce il numero di parti operativi, di tagli cesari, e per noi ostetriche è importantissimo che le donne poi dopo, la coppia, racconta come l'esperienza parto come un'esperienza positiva. Certo, certo. Dottor Busato, empatia, fiducia, insomma sono questi un po' i cardini, perché è inevitabile che sia così nel momento in cui appunto si sta per mettere al mondo un figlio, no? Sì, credo che questa sia la cosa fondamentale a mio avviso per instaurare un rapporto di fiducia reciproca, ecco, perché dalla parte nostra, ecco, noi cerchiamo quanto più possibile di creare un'empatia, ecco, con la mamma ma anche con il compagno, il papà, ecco, in questo caso, no, che è in sala parto. E dall'altra parte però c'è un fidarsi anche da parte della mamma e della coppia, ecco, alla struttura e in quel momento, ecco, alle persone che sono presenti in sala parto. È logico che cerchiamo, ecco, di farlo quanto più possibile, perché è una cosa a cui questa io tengo, soprattutto, ecco, perché è fondamentale a mio avviso proprio creare questo rapporto, perché ti porta poi anche a vivere in una maniera migliore tutto l'evento travaglio-parto, ma anche da noi dare il massimo da parte nostra. Certo, insomma. E poi, come abbiamo detto, è un reparto emozionante anche per chi ci lavora all'interno. Io dall'emozione sono svenuta 2 volte, devo dire, andando a trovare insomma, dei conoscenti che hanno appena avuto dei bambini. Insomma, quindi noi non sveniamo, ecco, voi non su questa parte. I papà svengono ancora ogni tanto. Questo sì, ecco, dobbiamo un po' ogni tanto soccorrere i papà, ecco, rispetto alla mamma. Però le dico, ecco, anche da parte magari nostra, ecco, da chi è da lì da tanti anni, ci sono parti, ecco, che riescono a farci ancora emozionare, ecco, a farci magari gli occhi lucidi, ecco, magari di situazioni particolari. E io credo che questo sia la cosa più bella, perché vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo svolgendo ancora con la passione, con l'entusiasmo che ci ha animati, ecco, quando l'abbiamo iniziato. E credo che questo sia importante per ogni medico e per ogni lavoro, perché se riesci a farlo con questo modo riesci a dare il massimo e anche per te diventa non una cosa di routine, ma diventa sempre un momento, ecco, in cui dare il massimo. Ecco, infatti volevo chiedere alla dottoressa Zanolle e alla dottoressa Giordano, insomma, quanti bambini nascono più o meno mediamente al giorno al Cafoncello? Circa 7 tra al giorno. parti programmati e parti naturali. Sì. Ecco, veder nascere 7 bambini al giorno è ancora, cioè, si trova ancora l'emozione in ogni giorno, insomma, quotidianamente? Sì, perché è proprio la relazione la cosa importante, e non è un atto medico, tecnico, come può essere un intervento chirurgico. È una relazione che si instaura innanzitutto tra la coppia e l'ostetrica, che è la figura professionale dedicata all'assistenza del travaglio, ma è anche una relazione che si instaura anche con il medico, che ovviamente in alcuni casi deve intervenire, ed è importante che questo intervento non sia appunto solo tecnico e scientifico, ma che ci sia quella parte umana che ci coinvolge in ogni momento. Per cui devo dire che sì, io mi emoziono ancora molto, anche se ovviamente nel momento delle scelte bisogna mantenere il sangue freddo e la lucidità della ragione e della scienza. Dottoressa Giordano. Sì, il ruolo dell'ostetrica è proprio quello di
sostenere la coppia, di stare insieme, di accudirli in questo passaggio importantissimo per la vita della coppia e della donna. Per la donna è un'esperienza apicale, unica e irripetibile, poi lo è anche per il bambino, certo. Questa esperienza bella sotto molti punti di vista. Però ecco, l'ostetrica è lì presente per dare anche un supporto da un punto di vista tecnico, nel senso che la donna sceglie liberamente la posizione in cui può partorire, in cui può travagliare, e l'ostetrica cerca di creare l'ambiente giusto per accogliere il bambino che poi dopo verrà al mondo. Cosa si intende per ambiente giusto? L'ambiente giusto è un ambiente con luci soffuse, una temperatura dell'ambiente sui 24 gradi. Tutto insomma per il rilassamento della mamma. Ecco, sì. Poi avremo modo di approfondire, anche perché insomma è un aspetto fondamentale questo. Allora noi ci fermiamo per la prima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo dei percorsi di nascita dolce all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, però insomma con l'aiuto di una slide, prima l'abbiamo anche detto, insomma è vero dottor Busato che c'è davvero un calo delle nascite, cioè è vero che si fanno meno bambini, lo sentiamo dire quotidianamente, l'avete un po' riscontrato anche voi? Sì, questo purtroppo è un problema che è iniziato dal 2008 circa, quando c'è stato da quel momento una continua diminuzione delle nascite. Il problema grosso è che nel 2008 erano circa 570.000 i nati e siamo arrivati nel 2018 con 440.000. La curva del grafico. Esatto, e la tendenza è sempre quella che va in diminuzione. Il problema più grosso sono le previsioni, ecco che nel 2030 sono previsti, se si mantiene questo trend, 384.000 nati, quindi un numero estremamente basso per il quale poi bisognerà anche fare delle riflessioni, ecco, sul fatto, ecco, del pensionistico e anche sul mantenimento del sistema sanitario stesso. Vediamo anche questa slide, perché insomma anche qui appunto insomma, vediamo qualche dato. Certo, qui vediamo, ecco, che il problema delle nascite è un problema che ha anche dei motivi proprio strutturali su cui in questi, ecco, è difficile agire. E le previsioni, ecco, sono che dal 2018 al 2033, ecco, ci saranno circa 1 milione di donne in meno nel periodo fertile, che è considerato, ecco, tra i 20, noi abbiamo messo lì 20-39 anni. Sappiamo, ecco, che dopo i 40 c'è un netto calo, ecco, della possibilità di avere gravidanza, anche se non possono esserci anche questo, però diciamo che il periodo più fertile va intorno a quell'età. E quindi questo porterà inevitabilmente, essendoci 1 milione di donne in meno, anche la possibilità di avere meno bambini che nascono. E dall'altro canto sappiamo anche che si è spostata notevolmente in avanti l'età in cui una donna mette al mondo il primo figlio. Certo, infatti a Treviso abbiamo i dati nostri, l'età media sono 32,6, quasi 33 anni, e con l'età del primo bambino, ed è logico che spostandola in avanti anche la fertilità diminuisce, ed è anche vero che quindi c'è minore possibilità di avere bambini. Ecco, la ripresa possibile se si mettono in atto politiche adeguate, dice questa slide, dottore. Sì, su questa, ecco, vediamo come nel momento in cui c'è stata una diminuzione del numero di nascite, poi c'è stata in Germania, in Polonia, nella Repubblica Ceca e anche in Ungheria e in Slovacchia, come c'è stato un progressivo aumento delle nascite, perché sono state messe in atto delle politiche importanti, ecco, a favore della famiglia.
La stessa cosa è avvenuta per esempio qui in Italia, nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ecco, dove... senza guardare tanto fuori dall'Italia, ecco, Esatto. Trento e Bolzano c'è un tasso di natalità che comunque è più alto, certo, rispetto è in controtendenza esatto, rispetto a tutta l'Italia, ecco, portandolo ad aumentare in queste due province è aumentato, ma lì c'è stato, essendo regione a statuto autonomo, hanno avuto la possibilità di dare alla famiglia dei sussidi a far sì che le donne potessero rimanere a casa per un periodo più lungo e soprattutto ecco, il fatto di avere una politica fiscale a favore delle famiglie. Questi atteggiamenti, questi piccoli accorgimenti che non sono proprio piccoli ma sono importanti, hanno fatto sì che il numero di nascite fosse ben superiore a quello che è il numero dei nati in Italia, che grosso modo giriamo all'1,3% di figli come numero di figli medio per Noi guardiamo famiglia. sempre alla Germania, no? Rispetto alla Germania, appunto in Italia si fanno, abbiamo detto, quanti figli mediamente? Abbiamo 1,34 contro quasi 1,6 della Germania, 1,59 dei bambini della Germania. Anche qui c'è stato un progressivo, come si vede, un progressivo aumento, ma lì c'è stata anche lì fatta una politica molto forte per le famiglie e questo ha permesso di avere un trend estremamente in crescita per i nati. Certo. Dottoressa Zannolla, allora cosa servirebbe? Abbiamo detto politiche più adeguate, più mirate, anche leggevamo insomma la conciliazione lavoro per una donna è fondamentale. Infatti, anche perché appunto prima accennavamo al fatto che l'età media al primo figlio sta aumentando. Questo sicuramente è legato al fatto che le donne prima di decidere di fare un figlio hanno la necessità come esseri umani, come individui, di trovare una loro realizzazione professionale. Probabilmente un aiuto in questo senso deve essere fatto nel momento in cui si pensano i contratti per le donne, perché è vero che può sembrare che una gravidanza possa essere un ostacolo per una lavoratrice. In realtà dobbiamo pensare che una gravidanza di una lavoratrice è un investimento nel futuro del nostro Stato, della nostra nazione, quindi agevolare una lavoratrice nella scelta di avere dei figli può essere temporalmente in quel momento una difficoltà, ma è un investimento appunto per il futuro anche di quell'azienda, perché se non ci saranno bimbi non ci sarà più quell'azienda in futuro. Quindi sicuramente politiche che mirano a tutelare il lavoro delle donne, non perché debbano essere agevolate in senso assoluto, ma perché possano essere messe nelle condizioni di lavorare come un uomo anche nel momento in cui scelgono di diventare anche madri. Purtroppo nel nostro paese una donna lavoratrice, una donna che lavora, purtroppo il pensiero di avere un figlio è ancora visto come un ostacolo. Purtroppo sì, e questo anche perché nel momento in cui una donna, una famiglia decide di mettere al mondo un bimbo, deve pensare anche a chi si occuperà di questo bambino una volta che la donna tornerà al lavoro. E purtroppo non tutti hanno la possibilità di utilizzare l'aiuto di una famiglia che può... I nonni. Esatto, i famosi nonni preziosissimi. Io sono una testimonianza di questo, perché se non avessi nonni probabilmente il mio lavoro ne avrebbe risentito molto, e quindi in questo senso la nostra amministrazione pubblica dovrebbe pensare a strutture che permettano alle lavoratrici di avere un luogo dove poter portare i loro bimbi in sicurezza, nidi aziendali, nidi agevolati, perché ovviamente anche in questo momento i nidi hanno dei costi che per alcune famiglie non sono sostenibili, per cui una donna deve scegliere se andare a lavorare o se mandare il bambino al nido. Proprio. Più sostegno quindi per le donne, mamme e lavoratrici. Allora, abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, mi chiamo Mirella, sono una nonna. Buongiorno, prego Mirella. Volevo dire una cosa, no? Noi qua in Italia ci lamentiamo per le poche nascite che ci sono. Adesso io gli dico il problema di mia figlia. Io ho 4 figlie. Lei quando è stata incinta del secondo bambino, la sua signora dove lavorava, è una commercialista, tra l'altro 2 donne, gli ha detto non è più il posto per te.
Purtroppo no? sono notizie Ecco, che lei sentiamo ha dovuto quotidianamente. prendersi un avvocato, un sindacato per fare causa, perché non è possibile che noi vogliamo le nascite e poi ti trovi davanti a queste persone qua. E poi quando vai a fare un colloquio di lavoro, io ho tutte femmine tra l'altro, quando vai a fare un colloquio di lavoro ti chiedono ma vuoi avere figli? Cioè è una cosa assurda questa. Diamo la possibilità alle donne di lavorare e di avere degli asili nidi, non con 600-700 euro al mese di pagamento, ma meno, perché io ne ho curati 4 di nipoti, il quinto lo sto facendo un po' sì, un po' no, però io già è una difficoltà. Per le donne e per le famiglie non si fa niente, ma proprio niente, in nessuna regione. Brava Mirella, un bello spunto, la ringraziamo. Grazie Mirella. Un flash prima di andare in pubblicità, dottore. Credo che sia importante questa testimonianza, perché è il problema per il quale anche non si fanno bambini. Il grosso passaggio deve essere che il figlio deve essere visto anche come un bene della collettività, non più solo, certo della famiglia, ma diventa un bene collettivo. Se riusciamo a fare questo passaggio, secondo me si riesce anche a mettere in atto tutte quelle politiche che possano far sì che questi episodi non succedano, che purtroppo lei ha portato la testimonianza, ma noi che lavoriamo con le donne le sentiamo tutti i giorni, questi aspetti, e di certo questo penalizza anche la scelta di una donna di diventare mamma. Fa arrabbiare moltissimo, devo dire, quando si sentono queste notizie che le donne subiscono intimidazioni magari nel luogo di lavoro, perché sono in età fertile e quindi logicamente vorrebbero anche fare dei figli. Noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto dalla dottoressa Zannol, no? Perché abbiamo parlato un po' di nascite, calo delle nascite, però insomma noi sappiamo che a fine ottobre all'incirca, quindi un paio di mesi fa, all'ospedale Cafoncello di Treviso è stata inaugurata la nuova sala parto con la vasca. Vediamo anche un video insomma, che ci aiuta un po' a capire anche qual è l'ambientazione. Qual è la funzione di questa sala parto con la vasca? Allora, innanzitutto c'erano 2 esigenze importanti, che erano quelle di avere una sala parto in più, perché l'assistenza negli ultimi anni, l'assistenza ostetrica è cambiata e viene lasciato molto più spazio e tempo alla fisiologia, e quindi i tempi di occupazione delle sale parto sono aumentate negli ultimi anni, per cui proprio avevamo bisogno di una sala parto in più per garantire a tutte le mamme un ambiente più riservato in cui potesse stare con il proprio compagno. Questa è quella che è stata inaugurata Questa ad è la nuova sala parto, esatto, e abbiamo voluto che fosse proprio una sala accogliente e più una sala di degenza, una sala come fosse una stanza di casa che una sala operatoria, insomma, quindi che avesse le caratteristiche di casa in qualche modo. E l'altra esigenza era quella di creare una sala parto con un percorso, diciamo, dedicato per la gravidanza a basso rischio, e appunto unendo queste 2 esigenze del reparto abbiamo pensato anche di sfruttare l'occasione e di mettere una vasca. Perché la vasca? Perché l'acqua calda, perché questa vasca ha un'acqua a temperatura alta, consente non solo di controllare meglio il dolore, quindi la donna, diciamo, tollera molto meglio il dolore della contrazione, ma le proprietà dell'acqua calda sono anche quelle di regolarizzare il numero di contrazioni, l'intensità delle contrazioni, e spesso permette anche di accelerare i tempi del travaglio, quindi di garantire un travaglio più tollerabile, e anche un po' più breve, e quindi dare un'esperienza più positiva alla mamma di questo evento. Era un'ostetrica quella che segue proprio il momento del travaglio, dottoressa? Sì, era un'ostetrica che appunto resta sempre lì con la donna e si prende cura della donna, e mette al centro delle cure la coppia e l'acqua. L'acqua è un elemento ottimo, è uno strumento formidabile per alleviare il dolore, per garantire anche un'atmosfera più unica, più accogliente.
Si entra in acqua in travaglio attivo. Per travaglio attivo si intende quando si è sui 4-5 centimetri, per andare sul tecnico. Okay. La nostra vasca contiene all'incirca 600 litri d'acqua calda, siamo sui 36-37 gradi. L'acqua si regola automaticamente la temperatura. E poi abbiamo visto questo soffitto meraviglioso, sì. Insomma tutto per rilassare al massimo la donna. Sì, serve per il rilassamento. Il rilassamento è una cosa importantissima e l'acqua fa anche rilassare. Funzione, quindi certo. Noi abbiamo le luci soffuse proprio per garantire il rilassamento della donna. La temperatura, come ho detto prima, deve essere dell'ambiente anche, deve essere sui 24, a volte anche sui 25 gradi. La temperatura dell'acqua deve essere adeguata e la donna nella vasca può anche cambiare posizione, può essere libera di cambiare posizione, quindi abbiamo visto nell'immagine che era sul fianco, per esempio, però può mettersi anche accovacciata con l'aiuto, con l'aiuto della liana, può mettersi seduta, può mettersi a carponi. In libertà, insomma. In libertà, sì. Dottoressa Zannol, in questa vasca solo il travaglio o si può anche partorire proprio all'interno? In realtà la nostra scelta in questo momento è stata di permettere il travaglio in acqua, anche perché spesso le donne stesse richiedono nel momento della fase espulsiva di uscire dalla vasca, anche perché i tempi di permanenza non possono superare le 3 ore per una questione proprio di sicurezza della paziente. In realtà è possibile anche partorire in acqua e nelle nostre intenzioni è che se dovesse capitare, perché appunto ci sono le condizioni ottimali perché questo avvenga, lo possiamo anche permettere, però in questo momento noi preferiamo dare più spazio al travaglio e invece la parte, diciamo, proprio del parto vero e proprio farla nel letto da parto che abbiamo all'interno della stessa sala. Sono molte le donne che richiedono il travaglio in acqua? Ma in realtà non sono moltissime, perché noi abbiamo stimato potrebbero essere all'incirca un 10-15% delle partorienti, quindi non è tantissimo, però sicuramente è una possibilità importante, perché è fondamentale che la donna sia protagonista del suo parto e quindi possa scegliere e possa richiedere tutto quello che è possibile offrire, e quindi anche questo è una cosa che in questo momento riusciamo ad offrire alle nostre donne. Poi credo anche Prego. che in questa fase, adesso che siamo partiti, che anche le donne sanno che c'è la possibilità di affrontare il travaglio parto in acqua, ecco, magari ci sia anche un aumento delle richieste, ecco, perché molte donne, ecco, ci avevano chiesto: ma come mai voi rispetto ad altri ospedali non avete la vasca? E noi c'era proprio una questione strutturale e finalmente dopo diverse incontri abbiamo trovato questo spazio, ecco, per costruire questa. E quindi insomma adesso c'è anche questa opportunità. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, dica. Buongiorno. Io non sono in età per fare figli, ma comunque confermo la telefonata della nonna precedente. Anche se ho maschi, ho dovuto fare la nonna perché mia nuora va a lavorare, mio figlio lavora in proprio, sicché portali a calcio, portali al catechismo, portali a nuoto, e se non ci fossero le nonne bisogna inventarle. Certo. Grazie Nadia, nonna a Grazie tempo pieno. a voi. Grazie Nadia, Grazie. un po', insomma, 2 telefonate su 2 sì. confermano un po' quello che abbiamo detto. Sì, ma anche la mia esperienza personale, devo dire. Però questo è, diciamo, encomiabile per i nonni, assolutamente, però non è giusto che una società debba fondarsi sul lavoro gratuito dei nonni, perché quando non ci sono, allora io non posso mettere al mondo dei figli, e questo è il problema importante. Dottoressa Giordano, quali sono i vantaggi del travaglio in acqua? Abbiamo detto che un po' il dolore si allevia, un po' il travaglio dura un po' meno, i benefici sono sia per la mamma ma anche per il nascituro. Sì, allora per la mamma, come abbiamo già detto
più volte, il rilassamento sicuramente è la cosa più importante. Beh, voi immaginate una donna con dolori, con contrazione, certo, che si immerge in 600 litri di acqua calda. Innanzitutto non sente più il peso del corpo, l'acqua la avvolge, la coccola, e quindi questo è un grosso vantaggio per la donna. E poi, come dicevo prima, il movimento le permette di muoversi con più libertà e con meno fatica di quello che avviene poi sulla terra. E quindi sì, i vantaggi sono tantissimi, e poi riduce il tempo del travaglio, che questo è fondamentale, cioè vuol dire avere meno male in meno tempo. Quindi, perché l'acqua riduce la sensazione del dolore, però nello stesso tempo aumenta la dilatazione del collo dell'utero, quindi velocizza il travaglio. certo. E per il bambino invece? E per il bambino naturalmente passa da un ambiente, il bambino per 40 settimane è nell'utero, nella pancia della mamma, in un ambiente al buio, al caldo, immerso nell'acqua, nel liquido amniotico, nel suo ambiente naturale. Quando nasce in acqua ritrova il suo ambiente, e quindi l'impatto è meno importante, che poi è soprattutto quello della temperatura, perché passa da una temperatura di 37 gradi della pancia della mamma a una temperatura di 36-37 gradi dell'acqua, che quindi il bambino si sente a suo agio. Accolto e a suo agio. Qual è il ruolo dell'ostetrica nella gestione delle gravidanze a basso rischio? Perché noi di queste oggi stiamo parlando, naturalmente. Allora, dai nostri dati che cosa emerge? Che negli anni è cambiata tantissimo la nostra assistenza. Partendo dalle episiotomie, dalla percentuale delle episiotomie, che siamo arrivati a un 15%, che è una percentuale ottima, perché nel nostro reparto partoriscono anche donne con gravidanze a medio-alto rischio, quindi in cui a volte è necessario fare l'episiotomia. Non ci sono solo gravidanze a basso rischio, e noi il tipo di assistenza di cui parlavo prima, del one-to-one, del supporto continuo, lo facciamo anche e soprattutto per le donne che hanno un travaglio a medio e alto rischio. Cosa ci può aiutare cosa facciamo per aiutare tutte le donne durante il travaglio? Per esempio usiamo delle pezze di acqua calda per proteggere il perineo, per chi lo vuole. Naturalmente noi facciamo quello che la donna vuole, chiediamo sempre prima di fare qualcosa. Certo. Facciamo dei massaggi sulla schiena, perché la schiena è la zona più coinvolta nel travaglio, è la zona più sollecitata nel travaglio, quindi stimoliamo la donna a mettersi in posizioni libere, alternative. Infatti noi abbiamo una percentuale altissima di parti in posizioni alternative, abbiamo circa il 67%, e questo ci aiuta anche a proteggere il perineo, certo, e quindi a evitare di fare episiotomie. Quindi fondamentale, insomma, abbiamo detto il ruolo dell'ostetrica. Dottor Busato, andiamo a parlare però del taglio cesareo. Cosa si intende per taglio cesareo dolce? Un flash, poi andiamo in pubblicità e lo approfondiamo subito dopo. Beh, si intende un taglio cesareo dove vengono messe in atto tutte quelle manovre, quei sistemi che possono quanto più possibile far simulare il cesareo come un parto. Quindi, cosa stiamo vedendo qui? Ecco, questo è un cesareo, perché adesso abbiamo iniziato ad effettuarli. È un cesareo con un telo apposito che permette, aprendo una finestrella, far sì che la mamma veda il parto. Ecco, noi adesso in questa fase quello che la mamma vede dalla finestrella, vede il bambino che nasce. In questo caso la mamma viene invitata a spingere e quindi ad simulare ecco, quanto più possibile anche il parto, quindi essere lei, mamma, attiva a far sì che il bambino fuoriesca, ecco, anche se non è dalla via vaginale, ma fuoriesce dal taglio che noi abbiamo eseguito. Quindi è un taglio cesareo, però la mamma è cosciente. La mamma è cosciente e la mamma collabora in pieno, ecco, per la nascita, non è più passiva, ma diventa attiva.
e quindi lei vede vede la nascita, ecco, vede proprio il bambino che esce, quindi è partecipe in questo, aiuta, e poi come vedete ecco, subito il bambino viene messo subito a contatto ecco, con la mamma. Adesso stiamo cercando ecco, di effettuare ecco, anche quello che chiamiamo lo skin to skin, cioè il contatto pelle a pelle all'interno ecco, anche della sala operatoria, che diventa difficile in questo momento perché la sala operatoria ha una temperatura bassa, e quindi come diceva l'ostetrica Giordano ecco, che il bambino ha bisogno di una temperatura più elevata, e adesso stiamo prendendo questi accorgimenti per far sì che il bambino possa essere messo a contatto con la pelle della mamma. In un ambiente un po' più confortevole. Offriamo comunque la possibilità, perché l'abbiamo già fatto per chi vuole, ecco, che sia anche effettuato lo skin to skin in questi casi con il papà. Alcuni l'hanno fatto, ecco, è un'esperienza bella che rende anche l'uomo ecco, partecipe in questo momento, no? Che alle volte siamo un po' più noi più spettatori, ecco, ma in questo caso ecco, la possibilità di rendersi attivo e di mettere il bambino già a contatto con la sua pelle. Un bel progetto. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Eccoci ritornati in studio, dottoressa Zannoli, insomma abbiamo parlato un po' del taglio cesareo, tra poco ci torniamo, però cosa significa parto dolce? Perché abbiamo titolato anche Nascita dolce la nostra puntata di oggi. Certo, parto dolce intendiamo tutto quello che noi possiamo offrire alla mamma per avere un'esperienza positiva del parto, e quindi non solo diciamo, la possibilità appunto del movimento durante il travaglio, del supporto one to one di cui parlava anche la dottoressa Giordano, del supporto di una persona che sceglie la donna durante tutto il travaglio e il parto, ma anche di quelli che sono degli approcci farmacologici. Qui nella slide vediamo tutti gli approcci non farmacologici di cui abbiamo già parlato, ma in realtà noi abbiamo anche la possibilità di aiutare le mamme con dei farmaci, soprattutto per il controllo del dolore, che sono appunto la peridurale, che è una possibilità che noi offriamo alle donne 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie all'aiuto degli anestesisti che sono disponibili per noi appunto in qualsiasi momento. La peridurale diciamo che è il gold standard, cioè la cosa più utile nel controllo del dolore. L'altra possibilità è l'utilizzo del gas, del protossido di azoto, che è una miscela di ossigeno e azoto che permette alla mamma, inalandolo, di sopportare molto meglio il dolore, ed è assolutamente innocuo per il feto e per la mamma stessa, anzi aumenta l'ossigenazione materna e quindi agevola anche l'ossigenazione del bambino durante il travaglio, quindi è sicuramente un supporto importante per chi non può o non desidera avere l'analgesia peridurale. Certo, Quindi, qua un po' vediamo il riassunto sì, esatto. un po' delle cose che abbiamo detto. Parto in posizione libera, vedo un 65% dei parti all'incirca. Certo. Ma ci sono dei parametri per poter definire sicura una sala parto? Sì, ci sono dei parametri che sono stati stabiliti da alcune delibere regionali e da un accordo Stato-Regioni, per cui in base al livello della sala parto, abbiamo sale parto di primo e di secondo livello nella nostra regione. Il primo livello sono quelle sale parto in cui nascono bimbi a termine di gravidanza, i secondi livelli sono quei reparti in cui nascono invece bimbi pretermine, anche bimbi pretermine, perché sono supportati dalla presenza di una patologia neonatale come è il nostro reparto. Noi siamo un reparto di secondo livello. Questi standard vengono stabiliti sia diciamo sulle risorse tecniche e sulle risorse di personale necessarie per garantire la sicurezza. L'altra cosa importante, a parte appunto queste definizioni di risorse, sono le competenze, e le competenze di un professionista, soprattutto in una situazione di emergenza come può essere un parto, vengono diciamo migliorate ovviamente con l'esperienza. Quindi ultimamente alcune società scientifiche importanti come la OGOI hanno diciamo stilato delle raccomandazioni per le mamme di scegliere possibilmente un punto nascita con almeno 500 parti l'anno, proprio perché la numerosità dei parti determina
l'esperienza Certo. di tutta l'equipe nella gestione dei casi più difficili. Vediamo questa slide sul taglio cesareo versus il parto naturale. Perché si cercano di non fare troppi cesarei? Sì, Treviso è abbastanza famoso per cercare di mantenere basso il tasso di tagli cesarei e alle volte si sentono dire da alcune persone che i nostri sono obiettivi di budget, di costi. In realtà non è così. Il nostro unico interesse è la salute della mamma e la salute del bambino e purtroppo la letteratura scientifica ci dice che il taglio cesareo ha dei rischi importanti per la mamma, ma non solo, perché il taglio cesareo purtroppo espone il bambino a dei rischi futuri importanti, aumenta il rischio di malattie autoimmuni come l'asma, come il diabete e aumenta anche il rischio di obesità, che sappiamo è una delle patologie più in aumento nella nostra società. Quindi un taglio cesareo va fatto in alcuni momenti perché ci sono delle indicazioni che assolutamente vanno rispettate ed è importante fare il taglio cesareo quando serve, ma il taglio cesareo non va considerato come la soluzione di tutti i mali, anzi purtroppo può comportare dei rischi importanti. Dottor Busato, quali sono i vostri dati sul taglio cesareo? Perché insomma era uscito qualche dato che indicava il Cafoncello come un ospedale con un basso tasso di tagli cesarei. Quali sono i vostri dati? I nostri dati sono, ecco, intanto dobbiamo fare proprio una breve premessa che noi, essendo una struttura dove arrivano tutte anche le gravidanze, come diceva appunto la dottoressa Giordano prima, ad alto rischio, è logico che il nostro numero di tagli cesarei è superiore magari a quello che può essere un ospedale dove, di primo livello, dove magari partoriscono solo le donne a termine. Per quanto riguarda i dati nostri, abbiamo i dati del 2018 come taglio cesarei complessivi, quindi in tutte le situazioni era del 24%, adesso siamo leggermente inferiore, 23,9%. Abbiamo anche i dati aggiornati al 30 novembre 2019, sì, quindi è una settimana fa. Esatto, sì, li abbiamo dati aggiornati. 23,9 sono quelli di quest'anno. Se però io vado a vedere il risultato, i dati dei tagli cesarei in donne che sono a basso rischio, e quindi confrontabili anche con altri ospedali, in questi noi abbiamo, in chi ha il primo parto ed è una gravidanza a basso rischio, il tasso di tagli cesarei nel 2018 è stato dell'8,7%, quello invece riportato al 30 di novembre è del 6,9%, quindi è calato ancora. In chi ha già avuto altre gravidanze, sempre nel basso rischio, ci aggiriamo intorno al 2%, quindi questi dati sono dati importanti e un numero molto basso. È logico che se vado invece a metterci dentro anche tutte le gravide con le patologie, certo, lì il cesareo tende ad aumentare, però arriviamo ad una percentuale che si aggira intorno al 23,9% complessivo quest'anno. Abbiamo sentito che all'interno del reparto maternità ci sono tantissime professionalità, quella dell'ostetrica è sicuramente molto importante, fondamentale anche proprio per l'aspetto umano, no? Con la donna, con la famiglia. Com'è cambiato nel corso del tempo proprio il ruolo dell'ostetrica, dottoressa? Già dalla Regione c'è un progetto importante che parte dal territorio, quindi il nostro ruolo è cambiato già dal territorio, nel senso che l'ostetrica dei consultori segue le gravidanze in autonomia a basso rischio. Poi questo si riflette anche nella nostra unità operativa, perché le ostetriche in autonomia seguono le gravidanze a termine a basso rischio e in più i travagli e parti, ma fino al termine del travaglio, nel senso che le seguono la donna in tutte le sue peculiarità, dal travaglio al parto, alla sutura. Le ostetriche suturano anche le lacerazioni piccole, quindi e anche nel postparto seguono la donna nell'allattamento. È una fase anche quella molto importante, sì, immagino. È una fase importantissima. Noi facciamo il pelle a pelle, come diceva prima il primario, nel senso che il bambino quando nasce viene messo subito sulla pancia della mamma e resta lì con la sua mamma per almeno 2 ore. Proprio per dare l'imprinting, l'unione della famiglia, resta lì anche il papà almeno per le 2 ore, quindi questo per la nuova famiglia è importantissimo. Certo, è un ruolo che si è evoluto, no? Certo.
Allora, siamo in chiusura, io ringrazio davvero il dottor Enrico Busato, direttore dell'ostetricia ginecologia all'ospedale Cafoncello, grazie anche alla dottoressa Monica Zannolle, responsabile della sala parto a Cafoncello, e la dottoressa Antonietta Giordano, ostetrica, per averci parlato di questo argomento che davvero insomma, è bellissimo, è un piacere parlarne. Ringrazio anche i nostri telespettatori di averci seguito da casa e dunque vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.